Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, imprentas 2024-2025, lei dessa Regione 22 de su 2018. Saluti a tutti, sono Benito Rausu a Corrias de Vogu, sul programma di RTS in su 79, Facebook, YouTube e tutto quanto, per regionale del suo mondo di oggi, commenti a cambiare, commenti cambiando, e si sempre a cambiare, questo mondo è sempre cambia, poi cercare di comprendere che una cosa, da ogni agita, da mi faccio accompagnare dei due ospiti, due amici, ahí ci comprendere una cosa. Accanto a mia, oggi, Valerio, Deida, benio. Grazie, Samuele, saluto a tutti. Sì. Saluto a tu e grazie di essere accettato. Sta trovarti collegata Gianfranca Zalis, benia. Saluto a tutti, benata. Grazie a casa accettato, tu pure. Dunque, come intesa costumanzia, prima, dopo vai sul profilo astrologico. Oh, quando sei nasce, picciocco? Sei nasce su 13 de luglio. Argiolas, in sardo. Argiolas, do seriaso, certo. Dunque, dopo leggi in italiano, tieni pazienza, dopo tradursi all'estero, cancro, sesi. Adesso. Savacci già da votas. Non a tutti. Savacci sa con cavolo. Potal, già è proprio il look, io dassi. Dunque, se sei nasce su questa di, tenesi questa predisposizione in area di noi a contare avvenimenti e tradizioni, tenesi questa missione in area di noi di difendere i diritti dei uomini comuni. E prage meda is rebellos dessa società. Però sei conservatori, nara del no. Ittanaras, ti torna. Devo aggiungere una cosa, somminis e femminas. Femminas pure. E certo. Ti torna questo profilo di persona, E c'hai. non è che di insetti sempre, Proprio conservatori, non è che di insetti sempre, però quando sei nasce Gianfranca, tieni pazienza, a tu pure ti tocca. Prima di del su mese Natale. Natale, Paschicedda. In Campidano un mese ida, dunque Sagittario sesi, dunque ischi sei nascius questa di sei noi nada sa persona sa schetta persona sa schetta sei ironica e portai un'aria de innocenti de innocenzia nara di noi chi si fa i pragi ai satrus però quando de pei difendi sa regione de vosatrus sei commentannai, noi narada l'assaisi su Galateo. Quando è sta difendi la regione del Bosato, città naras. Da simmiglia da me, da simmiglia da simbilla. Dunque, posi depi presentare questo argomento di oggi, mo si castiasse una bella clip e ora andare a regionale. Andiamo a sapere. Su scusorgio del suo passato, e bene resti questo scusorgio del suo passato, su chi santi lasciamo in mano nostro. Commenti tu sei allogandi, ci tu sei sperdendo, tu sei allogandi bene, di questa cosa non deve usare regionale oggi, di questa azienda, di questo patrimonio, no. Primo però avevo si presentata, si presentai, tanti non serve da si presentare, Deo, già riuscivo vosato. Però da me, che ne sei esitato sei scombinando, Valerio. Lui? Devo... Scovia sedati, non riuscivo, che ti fai pregare? È importante.
No, non si No, ti se- porta a nulla. No, però se tu no, ma mi si vede io, se ho accanto ai 40 anni. Ah, già è scorantao. Eh. Riuscisi che in sardo scorantao, lì non è beccio. Quando uno gli ha passato i 40 anni, via già è beccio. Donde tengo 50, figurati, ci sono già passato antiquariato. Se accanto ai si beccio in Santos, se accanto a questo che bisogna di a traballo, sicché in questo momento sto traballando su Museo Civico Designia. Ita formazioni tenesi, ita scuola... Devo studiare storia dell'arte. Sabati del Medioevo, su Giudicao, Bizantinus. Sta bello, cose medievalista, che- Nareus. Nareus di Aici. Pustis in museo specializzato per museologia. Sicché in questo momento SEO traballando con arti, archeologia, educazione a suo patrimonio, tutto questo che comporta da questa connessione dei agenti, dei pubblicus con suo patrimonio. Bello, bello, interessante meda. Ma avevo presentare a Gianfranca Salis. Da potente già un'altra di Gianfranca Salis. De Biddato e tutto. Non lì una medesima si si nanagoi, eh. E sto Ah, adesso a Traspuru. Va. Ti presenta Spago Pago, Gianfranca, chi ne sei? Vabbè, io sono un'archeologa, ho travaglio in soprintendenza, e quindi travaglio mio è a fare scavo, a fare restauro archeologico, siamo occupati del suo patrimonio, abbiamo mostre, abbiamo valorizzazione, insomma, nos occupiamo del suo patrimonio archeologico e sul territorio. Bello, bello. Incomincio a questionare con Valerio poco comodità di casa accanto a me. Mi interessa a me da questa cosa sul Medioevo sardo, io sono appassionato dei dilettanti, poi carità, dei giudicaus, dei scresia, però fammi annegare anche una cresia romanica, vi ricato un dapo bio, di questa in Sardegna. Ni due esti in Pattiolla, ni due esti in Meda, appunto accanto a Denos. Poi ne hai una Santa Maria de Sibiola. Sibiola Bia, dopo Bia. San Pantaleo in Via, questa andava Nova. In Casteddu, di Deneuso pure. E Calesti. Santa Lenigedda, Da Santo Repubblica. Pedro de Spiscadorisi. Poi non hai pure la cattedrale de Casteddu. Adesso poi ne hai È impatti romanica, romanica, Mm. de fondazioni. Poi altra Saccargete romanica. Saccargia è romanica, ma noi sapere di un discorso di Oh, corso su... vedi, io sono nominato sul restauro. Poni fuoco. Ma con questa cattedrale pure di Casteddu, E io so di chi stanno ore, de ore. Poi questa facciata si diventa tornata a fare pure, vedi? Certo, sì. È questo che si era neoromanico. Sì, che su commenso del 900 di un giscano, ovvio da restaurare questa facciata che due via. Chi ne è questo Dionigi Scano? Dionigi Scano via da uno collega dessa dottoressa Salis, quindi traballando in questa soprintendenza. Questo tempo sono due via da una soprintendenza come ti da conoscevo su voi. Beh, certo. No, però, insomma, esti gusto che ho è la soprintendenza. E tavadia questo Dionigi Scano, vi un ingegneri e si occupata dei monumentus. Sicché questa facciata della cattedrale di Casteddu non via da in buona salute e t'ha fatto io decido di da smontare tutto. Dinanti sciusciata non desta rotta. No, anti smontare tutto, poi biri itaci via da a palasa dessa facciata barocca. Commenti anti smontare tutto e tanta catao? Tanta cattà? Nuda. Nuda. Nuda e tutto. Sicché a pizzo de una sbintina de anni su sa cattedrale di Casteddu è parata che se nuda. Che sei facciata? Che se facciata? Con l'inca di Aici. Spollinca. A Savini de Sano Bintisi, hanno fatto un progetto nuovo, desse architetto Giarrizzo. Adesso 900? Sì. Te vago, pensavo che fossi più antico. No, e te già i 100 anni, se Già i 100 anni. se accanto una catena di 100 anni. E tanti fatta commenti poriaressi in sue origini, ma esti gusto che potete essere un valso storico. Poi tanti ho in un revival. Revival medievale. Olinaiga antipicao una gresia che vorrei adesso commente questa di Casteddu, Castiendi in un'altra regione, che è la Toscana, in Pisa, in Pistoia, in Lucca. Hanno fatto un Ma voi mix. voi te maestranza sapienta toscana o no? Assolutamente sì, assolutamente. Questa gresia di Casteddu, de su Casteddu, de questo che noi si su Casteddu, esti fondata da Spisanos. Sì, signore. Su incommenso su 1200. Sicché antinao su stili ad PS gusto poi adesso con questa decorazione architettonica e antivato di Aici poi taga non
nulla, né disegni, né progetti in questo momento che si tornanta l'origine della cattedrale di Castello. Sì, che hanno fatto appunto... Ti piace, dai, tu, fiamme prima. Non uscivo, non da pubblicare questo adesso Non da pacutta. Se un beccio ma come no, se si scorantava, ma no, cioè di accudi. Non uscivo, mi piace di aici pure, mi piace poi si conta comunque una storia importante del suo passato della città e della regione pure, sì che Bello, interessante questo argomento. Ascolta Gianfranca, tu stai traballando in Cucurunuragi mo in settimo? Amato un scavo vince in cui, amato un travaglio vince in cui, mo che la miniu, siamo travagliando su materiali a Matau, siamo studiando per preparare. E t'ha detto Isagatau. Vabbè, su Puzzu abbiamo travagliato sopra e sa parte alta proprio che per Nurà e su Puzzu in cui Matau belle e Pau. Matau peci problema, no? Matau cosa da bella, magari mai, magari allora, la maggior parte della volta su sto nuragico si separavano un uvonu uve ponne sul monumento. Invece se in cui si separavano lo tiene una marea di problemi, è quasi così che ieri di sestau, insomma. E quindi vedi a sunurare su Puzzu tenere i problemi sa artura, insomma, è creande. Però mi scavavo vince in basso e su villaggio e in cui mattau questa capanna invece è proprio mantesa o menteidi i santi idade. Vidi su urru i sattelli gali in intre su urru su dove travagliavano su tridi insomma su lavori i soru dove poi impastavano, insomma. Quindi a matta un laboratorio gli andasse a stare hanno galo l'intrattando e l'hanno abbandonato e a matta veramente una marea di cose come la sei molto tu ponendo a posto e studiando e poi la si di esporre e la si di ontare bene però quindi su materiali instaurati no, si stava veramente un scavo importante che poi in intro via da materiale i trattavano il VIII secolo la seconda metà del VIII secolo avanti Cristo i realizzavano in Sardegna, quindi proprio roba nuragica. Poi aveva materiale però gli arrivava da Orasa, quindi insomma circolava di sumare evidentemente chi arrivava già da questa vita del settimo questa vita di Cucurunuragi e poi aveva da materiali che avevano realizzato in settimo, però in questo luogo però l'avevano realizzato imitando su materiali che venivano da Oras. Quindi tre tipi di materiali si tiene un prendere a questa comunità di aperta a esterno e abbiamo già sarmodas hanno vidiato una cosa e la gradiata e si la tornava da fare in casa. Ma questione di mo delle comunità, questa comunità del settimo orai, contaca in questo cucuro due a cosa, come ti è principiato questo sgavo? Oppure dovresti stato uno studio scientifico prima? Allora, in settimo si licea già dai suo si licea da abiti, poi li mutiano a cucuro nuragi, no? Quindi erano su cucuro de su nuragi. Già il suo nome. Chiaramente la gente stava in cui licea aveva nuragi. Poi su 60 in questo anno, Enrico Azzeni aveva da questi stavano se ne tutto, ne si stava un professore dell'Università del Cagliari e ha lavorato in Sardegna, aveva iniziato questi scavos, aveva scoperto bene su Puzzu, questo muro si aveva pesciato a ini di un'ura e aveva cominciato a studiare, quindi ovviamente su Puzzu e su un'ura e ini stavo costruito, stavo costruiti su matesi tempus, Zizu Puzzu veniva prima su un'ura, insomma, tutto questo argomento si poi risultato importante e quindi per continuare a studiare e va bene dopo. Ma questa comunità di mo è molto contento di questo sgavo, ancora non hanno più meda.
Gallo non abito meda, giù non già su un tentos, però de parlare cras vince all'allegare proprio a questa vita. Gallo non abito meda, poi giù tinana sempre reste a estro pupau, magari tinare di primo pau prodotto, scriccamo da scattivo sinto tuve e quindi poi si che in impresse la gente magari era da cartiosi in pruse, ecco, sicuramente ti lunana sempre. Ascolta Gianfranca, ma questo patrimonio de Sabida de Setimo, esatto situs, come ti funti vostro? Su Benitentus o un paghetto abbandonato, lasciato? No, vabbè, abbandonato. Allora, hanno da tenere me da patrimonio, non lo può adesso tipigiare tutto, mentre si Che viaggia per costa pure, o no? Osta da pro tempus, pro risorsa, poi me da magari se si mantiene plus a conto, sono uso già scavato, uso si sono magari gestito da una cooperativa, da un'istruttura e poi a essere visitare guidate, insomma, l'onta per questa popolazione. Che da me da si sono magari in mese a campagna, a scavare e tutt'auso per una barrare ovviamente non si può scavare tutto canto, capito? Quindi carchiosa magari poi esta gente magari vive i travaglia di sas campagnas i depede i los controlla i los non los addassaus a noi e noi lo dobbiamo addassare poi ad bene dopo di noi. Marolla, si bene. Ascolta Valerio, come è posto secondo te questo patrimonio medievale in Sardegna? Male posto? Bene posto? Aici? So che la fai De Bruce. Non è posto male. Non è posto male. Pensiamo per No. Forse si poteva fare De Bruce. Può contare, può valorizzare a pizzo pure di questa regione, a pizzo di Italia e poi può valorizzare chi ne bene di pure di fuori di Sardegna. Però, secondo me, insomma, non stai male combinato. No. Teneuso, come tannao Gianfranca, teneuso meda, e non è semplice, non è facile. Sa gestione pure. Gestire, poi quando te troppo, in effetti, depesi scerai i taosi valorizzare. Priorità, sì. Sì, tocca da fare una lista ogni volta sa delle priorità, però secondo me si salvava. Ma vero se questo conto, devo ogni tanto lì giù, Gianfranca, intervieni due pure. Che in Sardegna anche ci tenevo su prossitto, su dedotto in regione italiana sa posta sa impari, è un'esagerazione, una cosa. Ma vero se sto, per fare archeologia questa pure. Ma non dopo mai non lo sa scontato. No. E ho saputo una candide neuso, uno scanto, ma forse se ogni regione di tenere uno scanto. Tenere cosa sua. Sta storia antica è piena de cose che funti a barrata si arriva da Sanoso sì che funti medas tu Itanara per vero pure noi siamo paos quindi bada un usato de giasso si sono emergente quindi in cui su sito su patrimonio archeologico a barra da pur da archeologico che invece magari hanno costruito, hanno distrutto. Quindi noi stiamo a me da vincere comunque siamo un'isola enorme, un'isola manna in gente e usu ad ambia cosa in prometos aspettos insomma. Ma secondo tu Valerio, ma sa gente, cioè no, su sardo, su tutta percezione di tutta ricchezza di questa azienda a mano, cioè di su coscienti, sì, oppure senti che voi ci imbuccate in sul ragionamento della scuola, sa storia nostra in sa scuola, ma per l'avello per tutto però. Se di Zeus ci dà tradu, puro. Ma a pago secondo me si se tenendo conto di su che teneus. Se spendi sconto su questa storia, si che si Zeus riconoscendo in sa storia a cosa nostra, in monumentus, in sarti, in tutto su che santi lassau, is antigus, in tutto su che teneus, mes campagnas, mes isbiddas, no? Si che però è una cosa che sesti tramandata di chi ne è bene prima di noi, si che chi ne ci via prima di noi sicuramente ne tenia conto, cioè da rispettata. Beh, chi si è arrivato a noi, però tempus de hoy secondo me sa gente qualcun volta estremizza da su chi
su chi esti, su se riconosci in suo patrimonio, in cosa estremizzata in sul senso che c'è una distorsione medotta dessa storia o dessa storia in alcuni casi, in alcune circostanze, e questa cosa non può tanta cosa buona. Non so che mi sia spiegato. Ti sei spiegato, oggi dopo comprendi. Dunque, ti sei spiegato bene pure. Tu Itanaras, Gianfranca, i sardi sono di tenere coscienza di tutta questa ricchezza archeologica, dei situs, e logos e cose. No, un po' sono d'accordo, sicuramente sa gente oggi ormai da plus attenta e studia de prusu, legge de prusu, gira un po' de prusu. Però certo, si hanno da pesciare i musei oppure i siti archeologici sono pur visitati da sosi strangios e non da esos sardos, ecco, sta cosa magari ti dispiagane. Ti dispiagane hanno appunto intendese osa si non sono proprio in linea in cui este sudato in ordata sul travaglio de sos scavos o dessa ricerca dessi studi e magari appunto si tende a un po' a inventare su una cosa ti dispiace che comunque tenimmo un'istoria talmente bella, talmente importante e talmente manna di abbastare, non riesce per bastare a noi sardos alla onnosere in cui si sta veramente non aumenti stinnante, giustamente in questo cambiamento si aborda solo una distorsione, proprio distorsione. Ne voglio ragionare di questa cosa, poi mi interessa a me, in Sunteri si è arrivato un messaggio, commenti tra ballaisi, poi va in maniera che questo museo sia accessibile e di interesse, pure poi no a Geniesa, Antonio De Carbonia, i giovani andano a questo museo, Gianfranco, Tanaras. Minore secondo me andano, lo spiano a me da volta mi già da essere sola, lo spiano sul museo, nel laboratorio, sarmastra sono brava, non l'hanno a tenere su programma, però vada a me da mastra, lo una ende de volontà di soro. E ti stavo bene, però magari già si vede il suo genitore, si agita, si hanno una gita a dominia, magari invece di andare solo a mare, a sospiccino se lo a suo sito, così di stavo di prima lavorare più su noi somente famiglia, no? In modo tale sia una cosa a parte della quotidianità nostra. Tu Itanaras, i giovani entrano sul museo. Sono d'accordo con su che hanno Gianfranca, si scuola a Signia, in Signia, funti benias, mi funti bessendo ancora dei sorigas. Ogni adiri, è bello, cioè è una cosa che me a piazza anta sul luogo. Finza che grasa mangiano che l'ultima di scuola, tenevo scuola primaria de Signia. Si che questo denaga i giovani ben in su museo. Tenevo un problema, questionando pure con altro questionando pure con altro collega, sul discorso è non rinesceus a portare in su museo, non c'è insigne, ma in altro luogo pure, i spicciocos e spicciocas de 14 19 anni. Esti proprio che è una cosa che ti pensando altra cosa in questo momento. Ogni tanti benenti esti forse è colpa nostra. Forse deve sacattai una modalità di interessai. Interessai e propone che una cosa che sia da poco uso pubblico. Potta che devo continuo, da no, pure Cristian Greco. Cristian Greco è direttore del suo museo egizio. De Torino? De Torino, sì. Chi scrive in meta a pizzi di museologia, sì che è archeologo, egittologo, ma chi studia proprio in generale dei musei. E io so che in Italia i musei cambiano l'allestimento, musei archeologici in generale, ogni 88 anni. Già pago. Sì che ho l'inaiga trisnonno mio o bisnonno mio da di bio, da di bio babbo mio, da di bio. E se bene sa proprio cosa di 80 anni e questo non anda bene. Sì che tocca da tornare a pensare sa vita del suo museo, deve essere una cosa che accogli, deve essere a tutto, deve coinvolgere, deve gestionare un linguaggio che sia un linguaggio di oi. È personale in Dideneo si può fare una cosa di ci formavo apposta. In Dideneo, fortunato, cioè
Grazie a Deus. Tempus de hoy doadi laureas in su universidade che preparano giovani proprio a mediare su patrimonio, a educare sa gente in su patrimonio. A questione di archeologia, dove punti pure insegnamento di archeologia pubblica. Chi serve proprio a creare relazione, connessione con sa gente. E questo è proprio, secondo me, sa base per una comunità che si riconosce il suo patrimonio, ma oltre a si riconoscere, du conosci il suo patrimonio. E in questo modo non si creano distorsioni, sì. Qual è il suttente medio del Museo de Beaux Arts? Fascia di età? Fascia di età su 45-60 anni. Pensiamo proveccios, No. Pensiamo proveccios. No. Non anda manco male in me, pensando. Chi la sa infatti si scolla, E beh, questo ci do spot tante maestas. sì, Tu sai c'ha quanta riga? torna pure con su Babbe Sama. C'è d'oro. No? Sì, e questa è una cosa bella, Certo. Fai di pregei. Però sì, sa fascia cussa. Bello, interessante. Dunque, prima di Dormiamo seguire... gli sagradi. I testi, Gianfranco? Il minore, gli sagradi meda. Sono contento, mi fa piacere. Se devo firmare un secondo, se devo scastiare un contributo, firmavo, ma che si domanda se regia si do castiamo, sia cosa che uso. SECOV è un progetto finanziato dall'Unione Europea del suo programma Erasmus+ e ha da intento di stabilire centro di formazione professionale d'eccellenza in materia energia sostenibile e rinnovabile in Kimbe paesi europei. Ha un costo di quasi 1 milione di euro e vi partecipano aziende, università, amministrazione pubblica e centro di formazione di Italia, Slovacchia, Portogallo, Spagna e Grecia. È incominciato su seghi di Lampada e finiti su 2026. Come sul coordinamento è in carico all'Università di West Attica della Grecia, come Regione Autonoma della Sardegna vi partecipiamo tramite l'assessorato del lavoro e della formazione professionale. Sul ruolo che abbiamo noi dentro di questo gruppo che partecipa a questo progetto è quello di fare pubblicità, fare incontro per fare aderire a questo progetto portatori di interesse e istituzioni locali, organizzare laboratori pilota con gli studenti, con docenti e istituzioni, fare campagne di sensibilizzazione per l'inclusione della femmina in materia di studio tecnologica. L'obiettivo principale del suo progetto sono infatti questo di innovare l'imprenditoria locale, di innovare la formazione in materia di energie rinnovabili, quindi di formare gente adatta a lavorare in questo settore e soprattutto a favorire un maggiore ingresso della femmina in questa materia. Il frutto atteso del suo progetto sono questo di stabilire Kimbegove, i suoi paesi che partecipano al suo progetto. E uno di questo centro di formazione professionale d'eccellenza ad essere in Sardegna e l'argomento che ha da trattare è l'efficienza energetica del suo edificio. Un'altra cosa importante che si ha da fare all'interno di questo progetto è la creazione di un innovation hub e di un osservatorio per la parità del genere in Europa. Siamo storrauso interessanti. Tu i tanti naras de quote rose Gianfranca, collegas di tenisi, femmineddas. Abbastanza. Ma è una questione che intendi, cioè secondo tu tocca da apprazzire in maniera sistematica, non tanti di uomini, non tanti di femmine? Sul settore nostro no, in generale no, non abbiamo mai tenuto questo problema. Vado uomini, vado femmina, sai, ti deve da gradire, se non lavoro ti deve da gradire. Poi io non so femmina, perché andate a casa, non... Devo questo programma volevamo fare mese e mese, 50 e 50 uomini e femmine non ci dà fatta. Poi te femmine se vanno più male se questionare su sardo in televisione, a potente difficoltà, non ci dà fatta. Ci provare, non ci dà fatta, pazienza. Interrogazione a sorpresa. Va, e tolinai questo simbolo. Do busy? Dove devo essere archeologa? Archeologa, do busy? Che so viene. Non pare di un capovolto, almeno su Anciu che vio. Da simbilla, tu itananas. Io penso un petroglifo. Petroglifo. Accanto a Zeus, ora non è questo, sappo frigavo apposta. A simbilla da un petroglifo, no? Uno campo del basket. Su de oniferi, no? Petroglifo. Sì, signori, però questo a nessa verità, sicuramente ha questionato de Egitto, Valerio.
È un simbolo berbero. Olinai o un mini libero. È un nome tutto, no? E poi ha fatto questo collegamento come te dopo comportato in Marocco, però si usa canta sempre in Nord Africa. E sta sempre la meta con il nostro puro, no? Dei simbolos. Fantarcheologia, bello argomento, a me mi piace meta. I tanti pensano, che i tanti sciardana, poi tanoso tenevo questa relata, no? Con questa storia nostra. Accanto da negauso, non tenevo nulla, no? Accanto se uso i meriti del universo e ho fatto tutto noso, tutto. Tanti naras. Non mi una rara, sono troppo struppia. Sono troppo struppia, se ti accorgo. È bene vostro questo dicio. Sì che tanti penso, Deo penso che forse si serve di, come tapano prima, mediare pure questa cosa. Anda bene a fantasticare i tanti, però spacciao su tempo su de fantasticare e poi tu vai sconto su chi è di avere su questa storia, su chi è di avere su chi che ho tento in Sardegna. Che chi teneo su dato, chi punti donato su questa archeologia, questa cultura materiale, chi punti già studiato e tutto, poi ti devi costruire storie che non punti saberidadi. Tu Itanara, ti sei scontrata con questa fantarcheologia, fantarcheologo, de fantasia? No, ma è scontrata, no, poi cada uno ha un paese di suo, noi si ti scontra, no, magari ti spiega da portas intendese osas is archeologia appunto spiegata ja è tutto travaglio circa de ontare e magari lo trasformano pro lu a che gli spare dell'ua è più interessante, invece se su a tamo è già importante, è già interessante. Per esempio, mentre per questa storia di questo Sardana o Sherdan insomma Sardana pure un'anta, insomma, noi si vado una corrente, vado un studioso, si sono cercando in questa direzione e va così, certo, bisogna questa esposizione soprattutto si occupa soprattutto di orientalistica, insomma, studia da questa zona dell'Oriente, insomma, sul Mediterraneo orientale e si cercando proprio di studiare, di battere datos. Ma certo non sono medas, o regalo controversa, che non è una cosa clara, diciamo, la maggior parte non va abbastanza a datos. Però pare che se uno non nada a Zemus o sposo Sherdan sono uragico sono nuda, cioè sono cosa bella osservazione, sia in Sherdan sia andato in Egitto sia non siano andato in Egitto è funto legittimato è già una civiltà da Saususigno, a prescindere dai giovati lo si identifichiamo in una popolazione città in un testo ittita o egiziano o isiana, invece se non siano accettati sul testo ittito egiziano, non importa usu. Già sui vidimo cada dia sul monumento in cui non sono su commercio, su artigianato dal bronzo, ne ha già una civiltà e veramente non tenia nulla da invidiare a nessuno, questo giuramente. Sicuramente in Anta che avvienta la guardia o l'esercito del Ramses II, però se ho mera di accordi con tu. Giustamente quando andrà a finire, va da archeologo si pesciano a bere i gusti, che spero i noini a io sono un mercenario, cioè gente che andava di fatti sì. Adesso adesso si travagli. Non è una bella storia. Spero in non siano a uso. Brava, una bella osservazione. Con Nuragico giravano, giravano Zarmercer, sono Nuragico, cioè a me mi ha sempre scolpito prima di iniziare a studiare, giuvato e magari sul bronzetto sto lo attava i sastumbas adesso etruscos, adesso aristocrazias etruscas. Questo è questa stumbas enorme, monumentale, ricas pro narrere ego andipo vivu, un mandavo e ontavo. E però ontavano e un mandavano, si ponevano un bronzetto nuragico, questo cantiosa era narrere, evidentemente la gente di questo tempo pesciava a sonuragico, solamente una popolazione importante che ha prodotto di un certo livello. A ricca pure. Certo. Chi scambianta con i etruscos.
A porta siamo plus ordeoie e nos consideriamo plus pagu i non commenti invece si muovi in vita su queste popolazioni di santità. E poi, devago, visto un articolo inglese pure, che conta proprio dei scambi della Sardegna, del Brunzo, del Stangio con i Etrusco, ma fino a con le isole britanniche e tutto, biodasi, besio devago. Ma lo sapete già noi queste analisi, ok, noi tenevamo, allora, la Sardegna teneva ramen e meta, un po' si lo buscava già da ora, se li serviva a meta, quindi, ma insomma, si lo buscava già da terra zona, addirittura su ramen la matta sul deserto del Negev, quindi si lo buscava proprio da meta all'Olanda. Però li serviva a stagno e un stagno appunto arrivava da esa Cornovaglia e queste ultime analisi a Mattunoisi in bronzo de Serri di Santa Vittoria di Serri su si stagno pare che arrivava da Spagna, quindi effettivamente arrivava da tanto là o se gusto si lo buscavano, quelli lo attavano e lo trattavano insomma, e ovviamente li scambiavano in cartiosa e ovviamente gusti di una merce preziosa. Giù li devi andare in cambio di stagno ed evidentemente qualcosa italiana e di vai tutto di importo. Questa questione è manna, è essa scuola pure, poi senti che hanno due questa storia sarda. Non tenete una relata sana con questa storia nostra e tutto. Accanto da negausa, accanto sei supereroi, sei tutto un oso. E questo è un po' morica, non da conoscevo questa storia. Tantina la storia, vale? Sì, no, sono d'accordo. Sono d'accordo perché quando uno non conosce, di come tappo non abbiamo bisogno di fare tutta questa vanta. No. Cioè, è già che è una cosa di importo umano, che è una cosa spantosa. Poi ti devi fare un film Disney di tutto. È una storia di aderos umana. Io da bastare dietro se fanno un giro su museo archeologico o in su museo più spittico che tenete in Sardegna proprio un po' contare su spanto che stette la civiltà dei Sardus in sa fine del suo bronzo, suo primo verro, ma in tutta questa storia. Qual è un usito del suo medioevo sardo de Biri secondo lui? A Marolla? Oppure di uno, e ci vuoi conoscere una cosa bella pure. Dobbiamo partire da Santa Giusta in Oristà, in Sagresia? Sagresia Santa Giusta in Santa Giusta. Infatti una strempata Gresia manna pure. A Pusti si mandai in Ozieri, Sant'Antioco de Bisarcio. E Ozzana i testi romanico? San Nicola de Ozzana. Bella, c'è tutto. Una gresia di adesso spantosa, possa architettura, ma pure possa pittura. Lo so. Poi ha introdotto una delle taulas lignas, bruso importante, in porto in assoluto. Manno questa storia medievale dessa storia de Sarti in Sardegna. Bello. Dove si figurava pure su Don Nichello Mariano, su Giudex, su futuro Giudex. Su Giugi. E poi ma torrai in bascio a Biri. Ma San Pietro de Zorre si è romanico o no? Sì. Questa pure. Sì, e Sardana, Nostra Signora del Regno? Ardaravuru via Cappella Giudicale. Questo è un retablo umano pure? Sì, un altro di questo di importo umano adesso 500. Sì, signore. Pure di misterus entre e chi dà di pintao e cantato, poi due è una firma, ma forse ha fatto una rinnovazione, restaurato, punti storia. Ti pensi di un libro di uno Sa gatta da un bello finale del suo romanzo storico sardo. Decisi fino adesso un medioevo, andate scritto 20 celleci, ha fatto tutta una trilogia giudicali, bella meda, accurata. Adesso è un romanzo, però Ollunai, ben fatta, adesso chiesti sa storia pure. Dobbiamo questionare di un'altra cosa. De social. Divulgazioni social de archeologia. Mo c'è una sorre fotografo che andano in questo sito, fotografano fanti numerosi, fanti bene o male questo social, questa divulgazione archeologica. E tanara Gianfranca lui. Beh, bene, perché no, andrà bene. Io vinco a gente magari Anna mi dar volta a fare una visita a pone sar foto, a volte ande pone pure foto, ma è una cosa secondo me ne serve da fare se non è tenimo. Tu tanara za serbi, può essere cosa buona, poi di conoscere de Bruso. Se vendi è un aiuto può conoscere un luogo che manca un altro non conoscia, che su social chi di imperauso in un modo, in una modalità
che sia come tappono prima, pure accessibili, ben fatta, che non sia una strumentalizzazione, esti cosa buona. Oh, già che se tu sei insegna, qualcuno zitto disegna de biri bello, va ma pago con notto pure. Di dare un scanto, Come te doni a bidda? Poi ho chiesto de Brunco Mogum, Mogum, con sa Emma, e con tolina. Sam. Sto un vuedo meda complicato, donai, archeologa del suo museo, sa direttrici che fanno uno studio a di Chicago pure de agattai su i tolinai questo Mogum, e dopo di essi in italiano gli adessi la sommità, che su Bruncu de questa montagnetta, de questa collina. E come ti ammogoro di tutto, Come un cuccureddo, un monticetto. È un cuccureddo, sì, esti su cuccuro prusato dessa vinetta designia, che dessa si ingerrata dessa foresta campidana. E in a Pizzusu già 20 anni faidi, l'archeologa Manunza dessa sovrintendenza gli ha fatto uno scavo, meda importanti, e gli ha agattato questo un'area sacra del suo primo vero. Per me sono un luogo spantoso. Prima di tutto poi Tagatusi Singunisi e bisi tutto su Campidano del Castello, finza alla Splassas, finza a strategico proprio. È bellissimo, è una cosa spantosa. Io non da più deciso. Bella figura. Non lo conosci nemmeno. Se sono cercando di fare un traballo. Manco male, se scusa un santo. Manco male. Se sono cercando di fare un traballo in cui pure di importo un anno, come museo, come comune designa, sì che lo sapete moi nei mesi che in chi c'è renescenza. Ma ti faccio una domanda di 100.000 euro. Andi fonti i palazzi giudicali, dei sorresi, i reggias a giudicare. Andi stoccare balla fonti interrata, sattutata. Beh, in Castello fonti in Santa Igia, sì che abbiamo i deneusu i centri commerciali, non fai nomini, sì. In Ardara si conosce, poi fonti accanto a dessa Gresia di Santa Maria del Regno, due scetti teneso scetti a Rasto sono fonti ma super zone di Aristani si anche via Sarreggia in cui pure via Sarreggia de Arborea, certo, dei Arborea, certo. Ma poi un messaggio per tu sparisci. No, tornavo. È in italiano però. Dunque, la prova a due tradursi all'estero, dunque, traballando con una televisione britannica, che si hanno di denuraggi, un operatore a Nau, non comprendo, poi hanno due villa di turistas, forse sa gente gli da volle che una cosa te da prusu. Come ti tocca da fare, poi poi non fai parri un usito archeologico due asperdas, come ti nara calencuno. Ti tocca da fare, ti dai a Dennis tu. Mike, buongiorno, Iannai, gira la ruota. Gira la ruota, entrare in saconca dessa gente non è semplice, facile. Non è semplice, ora un'operazione di questo che c'era in storytelling, forse sì. Ma esti susunto di questo che io non ho, che tocca a gattai, i suedus, che si aiutano a non hai fesserias, a contare questa storia, ma a ricci più gente possibili in tutto il mondo a questo punto. Questo si unendi, no? Secondo te, come ti vai a raccontare, Gianfranca, come ti vai a raccontare su patrimonio nostro ai sardus e ai turisti? Primo ai sardus. Sicuramente è vero che te prese lì ci da luontare, che per tenere un modo di allegare cioè che arriva da sta gente, questo sicuramente, ve lo devi interessare. Però me dar volta noi stenimo vincere gente e sti sono rase e questo travaglio lo decidere. Però poi non sono tutti i licini adesso sono là e pronto pronto proprio pro gestire bene, quindi è importante invece si bisogna magari vincere una campagna di pubblicità usa la potete dare essa regione, insomma è data a un livello alto i andi in tutto i fora vincere di Sardegna a pubblicizzare questo logos. È veramente che il medallosi non sono onnotto, noi non sono prontos, ma non sono onnottos. Una cosa che da bastai è che da se ne pensa che tu prima che una parte della storia di Sardegna da buoni tiponi nei libri di storia in Italia, in Europa, sì che chi contava una parte della storia del Mediterraneo, questa che Sardegna è sul Mediterraneo e via da centrale proprio tutta mezzo storia
che diventa ponni in tutti i libri delle storie, forse si, ma da parte dei gente e da conoscere pure questa storia, come tipo i greci, i romani, da storia da studiare in tutto il mondo, E a pago. spacciante è complesso pure, di inferiorità e di superiorità pure. Oh, Gianfranco, volevo chiedere di Brunzitto. Primo una curiosità di mia. Poi te che hai navisi, disinarai navicella, sa? Cavare in ti giochitos, soprammobili, si punti navisi. Poi ti hanno questo navicella, sa? Che sono minoredda, se l'ha posto una vicella, sa che sono minoredda. Per esempio, voi magari non dici sono mentesinata su bronzetto in sardo. Boh. Mentre li navano su bronzetto, su figurina delle persone, li mutiano a Cieddu. Ciedu. Cioè, Ah. sì. Ah. Cioè, Non hai Ciedu, uno zio. Sì, li mutiano a Cieddu. A volte in campagna, sono pastore magari los anziani, stinani no, viene a tau uno Cieddu. Noi li chiamiamo Cieddu. Un ominello. Quindi, pure te li mutiano a zio minore, agai, in statuetta al minore e appunto per su mattesimo motivo l'hanno posto una vicella, no? Se l'hanno posto Canto di te ne uso di questo Brunzitto? Devo uscire cantanti furao pure, Don Barolo, su collezione si fonti in sestero, vero? Fatto un di band, di casa d'asta, Brunzitto sardo. Vivono un periodo, soprattutto anni 80, in questo Argiurasa, e a volte noi namo fuori non conoscono la civiltà nuragica, la onosiane o mente e di una cosa i collezionista cercavano di pagavano medesimo per ottenere in domissoro per la ponere questa collezione si tenevano a gorrai sardomosi solo, quindi è stato un periodo in meda roba della Sardegna e si sta ciappà e che si sta vatti a foras. Oggi è sambia, oggi siamo prusu, oggi va prusu la gente dice de prusa questa cosa può valere de prus prodotto si la dà si no e non si sorduo sordo si magari finata ti danno si la vende all'estero, quindi este ecco penso che bisogna più consapevolezza. Poi la gente in Sardegna licidi a usta è un'occasione di mangiare è una cosa culturale, è una cosa importante a dicimmo dove venimmo, però è importante a ti dà ti ha pesciare, può da stravagliare, può da scampare veramente da questo tipo da tutto il lavoro i beste si può dare per archeologia, il besti scavo, ma besta appunto la gestione, besta valorizzazione, badano un po' di tutto. Però la gente deve bene venire da ora, se no solo i sardo certo non può stravagliare in questo settore. Ma tu in Arasca non sai che pruso questo fenomeno dei stombarolos, di indivorare questa cosa? È meda più spazio, è proprio calato in un modo incredibile. Per venire al Brunco, per esempio, l'avevano scavicchiato, cioè avevano tutto, invece è meda più tranquillo, certo, comunque pure l'abbiamo chircato. Prima, ma in qualsiasi zona della Sardegna, sono in tutto il caos. Invece sommo assolutamente no. Anzi, sa gente proprio collabora a meda. Mi piace che sei ottimista, Gianfranco. Tutto non va bella, non va buona, ma va su macco. Pensiamo vero. Ogni tanto fai piacere. Oh, ma vostro medioevo te ne uso del reperto su cosa debiri di questo giudici giui chissà se Eleonora dell'Asia, ma non ti ne uso cosa debiri in cui pure antifatto una zafata, due scalici, una vrocchita. Beh, te ne uso brattus, brattiglius. Insignia pure due ceramica medievali potevano no? Di due esti tipo bene questa ceramica prattus, tegamisi, cose che fianta imperadas e finza saga in sul refrettorio vi si pappata dei monasterus però potevano che repertus de importo umano vunti in su museo archeologico de Gasteddu in su museo diocesano de Oristano avici vunti questo che si rientra Pluteus che avunti a Rogus a Rastus de Arrecintus no? Po Sagresia in Sardegna dove via sul rito bizantino sì signore e scresa bizantina sa denienta questa che si è riada iconostasi una sorta de logo abi sagenti a parlata
in fronte di questo recinto, di questa parte vi ascette un po' su predi, poi chi va a missa, poi chi si a liturgia. E di due iadi di importo umano, Il museo di Castello è tagatato del Medioevo. O è tutto un oraggio? No, questo gluteo bizantino meraviglioso che anche pure portato in Napoli, possa se esposizione che ma se tanti d'orrao e ancora niente? No, se tanti d'orrao, è stato bello poi a secomenzo di queste esposizioni dove da questo gluteo bizantino, il Pegaso, questo gluteo bizantino proprio a secomenzo. E tu andas a visitare questa mostra dei bizantini in Italia e due via da i bizantini in Sardegna, sì che è una cosa da importo umano. Ma è da manno. Dunque, un appuntamento con Sacca Becida. T'ho già detto su di archeologia, poi incomincia questa gita su Sardinia Archeo Festival, su Setti e Sotto, in Sughetto, concordavo di Izzocor, futti archeologo 608. Ai stresi a Pusti Brangiu comincia dura 2 disi è bello il suo programma è lungo meda non si lo posso ligidotto che esiddu poi sabato su Setti in Santo Sadurro fanti sa ghia in sardo da vai di Elisabetta Zanna un'altra archeologa ai 11 bello questo pure in settimo pensa due su Sesi e su Setti lungo le scoperte del tempo e due Gianfranco Salispuro Nicola De Sì e Atrusu storia archeologia e sacralità di Dess'acqua vero sesti interessanti questo pure su Babel Film Festival comincia da su festival di lingua minorizzata in Castello Domenico Sotto do presentano in manifattura e Sigidi finza a cenavara su Tregi già è una gira di film e proiezioni eventi su masterclass e cose insomma si è presentata da Ranai Domenico e Sesi in manifattura 2 Paolo Carboni su direttore insomma un sciacomando de cosa una scanto vestita a nosa che si consigliava dunque un disco, Andrea Serpi a Pontendio Subento, un disco in sardo di musica moderna, pubblicato da su Gianacolo di Ares. Poi cinema, su film nuovo di Giovanni Colombo, Balentes, vestito de vago, questo puro, de Biri. Libro Sardus, il candidato di Maurizio Onnis, l'estate dei segreti di Omar Onnis, non fonti parentesi, però fonti bravo su tutti i due, pubblicato da Gattartica. Dunque, cosa bella sa questa spuro. Numeroso dei musei, ne vai un numero con i sardos, con i strangius, come ti sei esposto? Io sono andato con i strangius, se uso pizze de 35-40% sono passato. 40% punti strangius? Già. Tesa visitas. Sì. I altri sono punti sardus. Sardus? Sì. Tu Itanara sa? Balloso sono gente che da me da piatti barumini sono ragi lo hanno se ne tutti poi che superano 100 miglia 120 miglia però in lì tutto lo hanno se ne pruite se ne marchio UNESCO e se non UNESCO quindi lo hanno se ne veramente tutto su altro si sono bellissimo organizzato magari te ne fa la gente questa gente non dice ma questa è aperta quindi purtroppo questo problema lo teniamo. Poi sono museo sono più difficili adesso sito già gradi di più che sono all'aria aperta sono certo. Ma ascoltami questa targa UNESCO è una cosa che serve o che lavoro è poi legittimare devorasa una cosa che è già bella da sei allora bella sicuramente t'aiuta pro uso che ti hai a forasa magari se tu andai a controllare vieni da Sonuragi e sto tu gente di cada zona dai Giappone a America insomma vieni dai tutt'uve agai effettivamente su marchio UNESCO poi gira da questo è su vantaggio che tenere ma tra l'altro definare besti misettante sa imposta de stata la candidatura UNESCO i besti sta pro Sardegna USA pro Sardomus de Gianas tutto sui peste prima di sonura diciamo tutto la parte neolitica dell'età del rame insomma bella arrivato sul tempo se non ti andai per ora disimposta quindi in questo caso mantenere un altro sito UNESCO in Sardegna e quindi può essere importante a Camigia Sardomus de Giana sono bellissima ma non la sono se nessuno manco so sardo e in Oliana di Denesi in Uragis non è teniamo poi certo si rimanda a mime tocca che l'incuno vago con noto presenta Sid
Sa sede so scarro, specie più o troppo meno. bello. Questo è troppo bello. Buono sana totus. Non te tutti i visitatori si poteva attendere, vabbè, queste questo- non mi sono un po' problematiche. Però este è un sito bellissimo, particolare, te ne usa rotonda veramente ti spiega da mente una comunità, cioè Sa una vida, attività sa ricca. vida. Sì. Ma- Pesce tutto su materiale, tutto su metallo, Iana Atau in intro de usa rotonda monumentale, e sti scolpia in questa sprotomer de Ariete, Troppo cioè bello, una cosa. troppo- però Gianfranco, andava bene tutto, ma discali è di Oliena o di Dorgali? Un ancio di oliane e un ancio di limoni. Picciò cosa è accabato, sconto funti bello, ma su tempo si bola da. Grazie a Gianfranca, grazie a me, brava, sighi di Aici, sei ottimista pure, andava bene. Valerio, grazie a me, sighi due pure di Aici, che sei andando bene. Grazie. Mi fai piacere. Prodotto esatto, si dovrà sapere se ci da chi intrada con Corrias de Vogu. A Sibiri? Questa vaina è fatta con s'aggiudu dessa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2024-2025, lei dessa regione 22 de su 2018.